Fotografa il mandorlo in fiore. Torna il concorso del giornale online Agrigento Oggi nell'ambito della 75esima edizione della Festa del Mandorlo che avrà inizio domenica 5 marzo. Tutti gli anni, da quando Domenico Vecchio ha ideato il concorso, sono state centinaia gli scatti davvero belli che hanno partecipato. Cittadini, ma anche qualche professionista fotografo, hanno fatto sì che l'appuntamento diventasse un momento straordinario come manifestazione collaterale della Festa del Mandorlo organizzata da Agrigento Oggi per la prima volta 13 anni fa. Senza alcun contributo, anzi a guadagnarci sono stati gli enti pubblici, perché Fotografa la Festa del Mandorlo è un concorso che rilancia l'immagine di Agrigento e della sua festa, una volta chiamata sagra, perché piaccia o no, per gli agrigentini rimane la sagra del mandorlo in fiore, con i ricordi di quando ad Agrigento si respirava l'aria di primavera tra suoni, danze e cortei, senza le polemiche che hanno accompagnato le ultime edizioni, come quella che deve iniziare domenica, per la quale, ad esempio, non è stata prevista ad Agrigento la conferenza stampa di presentazione. Chissà per quale motivo. Ma siamo qui per parlare di cose belle, come il concorso di Agrigento Oggi, le cui foto si potranno pubblicare sulla pagina Facebook, e attendere la prossima estate per conoscere i vincitori delle migliori foto a colori e in bianco e nero e di Destinazione Agrigento.